tramontana dai colli di Orani, ma un po' largo a ponente e a mezzogiorno, sebbene la vista non si possa stendere molto lontana per il rilevamento del suolo. Difeso totalmente dal levante, coperto alquanto da venti boreali, resta esposto al ponente, al libeccio e un poco all'austro. I nuvoloni che si aggruppano sul monte Gonari, sciogliendosi, versano copiose piogge e non sono rare né la fulminazione né la grandinazione. Le parole dell'Angius di qualche decennio prima furono quanto mai mestamente profetiche per quanto accadde il 7 settembre del 1873. La consueta folla di fedeli e pellegrini affollava la zona circostante alla chiesa della Madonna di Gonare in occasione della festa a lei dedicata. Verso le 5 del pomeriggio sopravvenne un forte uragano, accompagnato da un violento acquazzone da forti scariche elettriche. Una di queste colpì in pieno una quercia sotto la quale avevano cercato riparo parecchie persone. La tremenda scarica uccise 2 persone, ne ferì altre 3 e tolse i sensi alle altre 2. Una delle più sentite feste barbaricine terminava in tragedia e la gente di Sarule osservava sconsolata il mesto trasporto in paese dei morti e dei feriti. Una donna, malinconica spettatrice, guarda dalla finestra e si segna, mormorando parole di pietà, mentre stringe forte al petto il suo bambino nato pochi mesi prima. Quel bambino, nato sul far del mezzogiorno del 2 maggio, nella stagione più bella, nella verdeggiante primavera del 73, si chiama Salvatore Francesco Sini, figlio di Agostino e di Maria Antonia Brandino. Salvatore cresce in un'agiata famiglia di allevatori, in una Sarule di fine secolo che deve fare i conti con le diverse problematiche sociali che attanagliano la Sardegna in quel periodo. Tali problematiche sono strettamente connesse alla riforma sulla proprietà perfetta e all'eversione del vecchio regime feudale, prime cause di un acuto malessere sociale che sfocia nelle periodiche ondate di quello che verrà chiamato banditismo. Salvatore ha appena 5 anni, quando la sua comunità può toccare con mano e vedere con i propri occhi il forte sintomo di questa situazione, in occasione di una bardana. Alcuni suoi compaesani, con eroico coraggio e con alla testa il loro sindaco Salvatore Balloi, opposero viva resistenza e poterono riuscire, rimanendo essi incolumi, a liberare senza offesa o danno la casa grassata, facendo mordere la polvere a 3 di quei malandrini, oltre agli altri che si dice siensi potuti, sebbene feriti, rientrare alle montagne. Ma quel bambino, appassionato e curioso, ha voglia di crescere in fretta. Gli studi in età adolescenziale lo portarono prima nella vicina Nuoro per il ginnasio e il liceo e infine a Cagliari, dove nel primo anno del nuovo secolo si iscrisse alla facoltà di legge della Regia Università Cittadina. Cagliari in quel periodo è una città culturalmente viva, vivace e aperta e sotto la guida del sindaco Ottone Baccaredda sta vivendo la sua belle époque e si sta trasformando in una città europea, florida di spunti artistici e per questo capace di attrarre e affascinare scrittori, intellettuali e viaggiatori che ne restano letteralmente conquistati. E forse è proprio qui che Salvatore sviluppa la sua passione per le belle lettere e la poesia, intese come raggio di luce in un mare di tenebre, come guide che insegnano a guardare e a sentire in modo diverso per cercare di trovare un giusto equilibrio nel mondo. Alto, un po' scarno, capelli neri e folti d'occhi vivaci e di fronte regolare, piccolo il naso con i baffi incolti, aperto in petto e incurante dei venti. Così amava descriversi in gioventù. Nel 1904 consegue la laurea in legge e assieme al compagno di studi Francesco Rocca da Monteleone Calabro ottiene anche l'abilitazione all'esercizio della professione notarile.
La professione lo riporta fra le terre di Barbagia, prima nella pretura di Orani e poi nuovamente a Nuoro. Nuoro, in quel periodo, è una piccola città di un'isola di demoniaca tristezza, che verrà descritta da Salvatore Satta nel Giorno del Giudizio come un nido di corvi, abitata da gente che sembra il corpo di guardia di un castello malfamato, ma è anche quella che Grazia Deledda invece descrive così. Nuoro è chiamata scherzosamente dai giovani artisti sardi l'Atene della Sardegna. Infatti, relativamente è il paese più colto e battagliero dell'isola. Abbiamo artisti, abbiamo poeti, scrittori ed eruditi, giovani, forti e gentili, taluni dei quali fanno onore alla Sardegna e sono arrivati anche verso una relativa celebrità. Insomma, in questa vivacità culturale e questa vivacità artistica che anche Nuoro vive la sua Belle Époque, con personaggi del calibro dello stesso futuro premio Nobel, ma anche con Francesco Ciusa, Antonio Ballero, Giacinto Satta, Priamo Galisai, Pasquale Dassanì, Attilio De Fenu e Sebastiano Satta. E questo è l'ambiente nel quale Salvatore Sini matura la sua passione artistica, sociale e politica e dove sviluppa la sua sensibilità. Adesso sento più che mai bisogno di studiare e m'arde con forza più che potente l'amore per lo studio. Non mi posso chiamare poeta, ma il fatto sta che mi sento tanto attratto dalla poesia che se mi fosse possibile non farei altro che scrivere versi. Tuttavia, i sogni della Belle Époque stanno per tramontare e finiscono definitivamente quando a Sarajevo, la mattina del 28 giugno 1914, 2 colpi di rivoltella semiautomatica di fabbricazione belga danno fuoco alle polveri di una guerra sanguinosa che incendierà l'Europa per 4 lunghi anni. Passano i mesi dove regna l'incertezza e le radiose giornate di maggio del 15 e le pressioni di un variegato fronte interventista spingono anche l'Italia alla guerra. I soldati sardi mobilitati raggiungono i centri di addestramento dei 2 reggimenti della Brigata Sassari appena formata e quelli delle brigate Reggio, Cremona, Calabria, dei reggimenti di bersaglieri, dei granatieri e delle compagnie di mitraglieri e dell'artiglieria da fortezza. Il battesimo di fuoco attende gran parte di loro sulle rive dell'Isonzo, dove sperimentano dal vivo la violenza dei primi scontri contro i soldati magiari. Sui cigli e nell'interno delle trincee si svolgono episodi terrificanti di coraggio e di sangue. Conta salvare la pelle, salvare l'amico, salvare i compagni. Nel corpo a corpo, poiché riesce difficile il maneggio della baionetta, saltano fuori le guspinesi e le pattadesi, che presto diverranno il terrore dei soldati austro-ungarici. Arriveranno poi i bombardamenti dell'artiglieria pesante e i giovani sardi si troveranno per la prima volta davanti allo spaventoso spettacolo di soldati letteralmente squarciati e resi irriconoscibili dal fuoco incessante e violento. Pensate, i soldati sardi attraversarono l'Isonzo il 24 di luglio, data di inizio di una carneficina senza precedenti per le genti di Sardegna. E intanto, appena un giorno prima, nel pomeriggio del 23, Salvatore Sini è seduto alla sua scrivania e riflette pensieroso, forse pensa a quei ragazzi nuoresi che ha visto partire per il fronte, forse pensa alle lettere che scrivono alle loro amate e che scandiscono storie di coppie spezzate, che cercano in pochi versi il filo di congiunzione rafforzato dalla fede e dalla speranza per molti illusoria di ritrovarsi. Magari immagina epistolari che contengono la promessa sgrammaticata di un ballo al ritorno a casa, o la paura del rombo, il freddo in tenda, le maledizioni e le benedizioni, il brutto vivere al buio di tutto e lontani da tutto, la curiosità di sapere da lontano. Magari immagina le parole di quei giovani soldati innamorati, parole scritte dalle trincee fangose del Carso o dai campi di prigionia che eludono il buio e fanno bene al cuore. E forse è proprio in contrasto alla brutalità della guerra che in appena 10 minuti scrive l'incipit
della più bella poesia d'amore che la terra di Sardegna abbia mai partorito. Non poto reposare, amore e coro, pensende a ti so d'onzi momento, non istesi in tristura, prende oro, né in dispiacere o pensamento, t'assicuro che a ti è solo bravo, che t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. In quel t'amo forte, ripetuto ben 3 volte, sembra esserci tutto l'amore che un cuore può contenere, ma anche tutta la disperazione per la lontananza e per la guerra, che rimandano ad altri versi del poeta. Ti vorrei abbracciare per versarti la mia anima nel cuore, ma ti devo adorare da lontano. Nasce così Adiosa, poesia destinata a diventare canzone a tempo di valzer inglese nel 1920, quando poco dopo la fine della guerra verrà musicata dal maestro Rachel, che la consegnerà così all'immortalità e all'universalità. Non posso riposare, cuore mio, sto pensando a te ogni momento. Non essere triste, gioia d'oro, né addolorata o preoccupata. Ti assicuro che desidero solo te, perché ti amo forte, ti amo, ti amo, ti amo. Amore mio, tesoro da voler bene, il mio affetto è riservato a te. Se avessi avuto le ali per volare, sarei venuto da te 1000 volte, sarei venuto almeno per salutarti o anche soltanto per vederti appena. Se mi fosse possibile, prenderei lo spirito invisibile dell'angelo e le sue forme, ruberei dal cielo il sole e le stelle e creerei per te un mondo bellissimo, per poterti regalare ogni bene. Amore mio, rosa profumata, amore mio, garofano odoroso, amore, cuore, immagine adorata, amore, cuore, io spasimo per te, amore, sei il sole lucente che spunta la mattina in oriente. Sei il sole che mi illumina e mi esalta il cuore e la mente, giglio in fiore, candido come la neve, sei sempre presente nel mio cuore, amore mio, amore mio, amore. Possa tu vivere senza amarezza e dolore. Se avessi potuto prendere tutto in una volta, la luce delle stelle, del sole, il bene dell'universo, mi sarei immerso come un palombaro in fondo al mare per donarti vita, sole, terra e mare. Se fossi pittore ti farei un ritratto, se fossi stato un eccellente scultore ti avrei fatto una statua di marmo, invece dico con dolore non ne sono capace. Ma il marmo e la tela nulla contano in confronto alla vela d'oro dell'amore. Vorrei abbracciarti e baciarti per versare la mia anima nel tuo cuore, ma debbo venerarti da lontano. Il pensiero del tuo amore mi conforta. Tela e trama della nostra vita hanno lo stesso destino in virtù del tuo amore. La bellezza dei tramonti, la prima alba, l'aurora, il sole splendente, i profumi, i canti della primavera, gli zefiri, la brezza che fa splendere il mare, l'azzurro del cielo. Le cose migliori ti dono, angelo mio.